stasera. Sporting Blues in maglia ovviamente blu da sinistra verso destra contro Barcellona Caffè maglia bianca da destra verso sinistra. Pallone incollato al piede, Mazzalupi manda a vuoto un avversario, possibilità per liberare il sinistro, il tocco e c'è la prima bella parata del match. L'ha trovata l'estremo difensore del Barcellona Caffè, 0-0, 2 minuti di gioco. Pallone che sfila, finisce quasi sul piede di Novelli che si libera bene, si sposta, va alla conclusione, il gol dell'1-0 arriva dopo 9 minuti con il numero 8 Mattia Novelli e 1-0 per lo Sporting Blues. Di fronte, Pertigarini va davanti a sé il numero 23 Zulli, va alla conclusione, attento Sagginario, pallone sempre in zona attacco, alla fine rimessa laterale. Proietti ancora verso il centro, il pallone è rimasto addosso a Pertigarini, forse è uscito, si prosegue a giocare e continui tiri addosso a Sagginario che alla fine se ne esce. Mazzalupi, Novelli si trovano quasi a tu per tu con il portiere e si divora un gol fatto, il numero 10 trionfo. Sensolini, la conclusione di Bellucci, il tocco di Gaglioli, prende e sorprende Di Zanno e il tocco del numero 7 Francesco Gaglioli per l'1-1 allo scadere del primo tempo. Barcellona Caffè 1, Sporting Blues 1. Novelli in avanti, Pertigarini lo stop e ancora il numero 11, ancora un calcio di punizione fischiato dal direttore di gara. In barriera disposti da Di Zanno, 3 maglie blu nell'area del numero 1, eccolo qua, la battuta è direttamente in porta, non la tocca nessuno. Ducati Guantoni di Sagginario, il gol del 2-1 che riporta avanti lo Sporting Blues, lo segna il numero 7 Alessio Pertigarini. Indomito rientra sul mancino trionfo che va anche in porta e c'è una bella parata, forse la più bella della partita finora da parte di Sagginario. Spinta ai danni di un giocatore in maglia bianca, calcio di punizione per il Barcellona Caffè. Direttamente in porta, eccolo qui. Bellucci, la legnata, buca tutti, la tocca anche qualcuno. Il gol che riporta in partita il Barcellona Caffè, adesso il 2-2 alla punizione di Pertigarini, ha risposto quella di Bellucci. Dopo 10 minuti dall'inizio del secondo tempo è 2-2 al Barcellona. Un brutto pallone dai piedi di Gaglioli, Novelli serve Pertigarini, è quasi a tu per tu, Novelli riceve indietro il pallone, la copertura che vale un gol è arrivata e si rimane 2-2. Incredibile occasione per lo Sporting Blues, pallone battuto velocemente fuori. Aveva avuto qualcosa da ridire nei confronti del direttore di gara, conclusione battuta al centro, intervento così difensivo e questa volta si supera Di Zanno, ancora Di Zanno, il pallone viene letteralmente tolto dal piede di Zulli ed è un'occasione grandissima per il Barcellona Caffè al quarto d'ora. Lontanissimo c'è però Novelli, Pertigarini gira su se stesso, manda a vuoto Zulli e buca sotto le gambe Sagginario, il gol, la doppietta personale di Pertigarini, il 3-2 dello Sporting Blues, splendido gol. Non c'è più tempo, indica il direttore di gara, finisce qui velocemente 2-3 per lo Sporting Blues che vince anche questa, si porta a 12 punti, rimane indietro a 4 il Barcellona Caffè al termine di questa nona giornata di Serie A2.